fin dal tempo dei Normanni, fin da Ruggero e poi andando avanti fino appunto all'epoca spagnola, perché di privilegi la città viveva e in maniera ripetuta a ogni sovrano che veniva si ripresentavano gli stessi privilegi in maniera tale da poter avere la conferma. Anzi, in una fase, proprio siamo negli anni 30 del 600, la città è talmente... Un po' più distante il microfono, se no fa rumore. Appunto la città è così salda nei suoi convincimenti da proporre la divisione del viceregno di Sicilia in 2 sottoviceregni, se così possiamo dire, cioè di fare un regno della Sicilia occidentale e un regno della Sicilia orientale, cosa che avrebbe tagliato la testa anche alla diatriba che si portava avanti da secoli ormai rispetto a quale fosse la capitale del regno di Sicilia. Siamo nella fase in cui ancora la città è in grado di tenere testa alla pretesa, tra virgolette, palermitana, appunto di essere caput Sicilie. Ecco, quel puttino